Ah, che figata. Siamo in terrazza, ragazzi. Oh, avevo paura di abituarmi a questa vita. Per fortuna così non è successo, veramente. Ma alla fine ci basta pure poco. Cioè, mi trovo dentro in una scatola da solo, in mezzo a un parco, ma potrei essere chissà dove. E guardo fuori e non lo so. Da una parte ti senti un po' vulnerabile, no? Però poi pensi, insomma, cavolo. Cioè, stare a casa è la stessa cosa, in fondo anche una casa è in mezzo a un qualcosa, no? Hai capito? Che pericoli ci possono essere? No, sono anche fortunato perché insomma non ci sono leoni, giaguari, coccodrilli, quelle cose là, insomma, quindi mi va anche bene, insomma, dai. Forse è servita anche questa quarantena, no, per poter apprezzare meglio poi tutte queste cose che erano diventate proprio normalità. In realtà, insomma, proprio normalità non sono, dai, perché ripeto, è una figata. È tutto tipo un sogno, bellissimo. La terrazza di Singano, un po' piccolina perché insomma cosa sono qua? Boh, 40 centimetri per 30, per 20, boh. Però è pur sempre una terrazza magica perché cambiano sempre i panorami. Ciao panorama, ciao! Ogni tanto mi scrive una mia amica, no? Mi fa ogni anno la stessa domanda, ma della serie: come fai ad essere così felice, tra virgolette, realizzato? Nel senso, che trucco hai usato? Qual è la tua strategia, no? Partendo dal presupposto che non è che proprio ci sia una strategia, ma c'è da costruire il proprio occhio interiore, quindi la propria visione e interpretazione del mondo e delle cose, no? Sai, quando io ti dicevo sempre, no, che enfatizzavo molto di mio, eccetera, ma che comunque questa tendenza all'enfatizzazione è una cosa che mi porto dietro da moltissimi anni e che ho sempre osservato e curato, quindi non forzato, ma adeguato il mio essere e le mie azioni, le mie abitudini, sempre focalizzando quell'azione dell'enfatizzare. Però ogni volta le rispondo perché effettivamente so che certe cose, no, sono facili a dirsi e difficili a farsi, però effettivamente la mia risposta è sempre stata altissimi traguardi e bassissime aspettative, ossia mirare sempre a cose grandissime, ossia essere attratti, no? Compiacersi nel pensare, nel vedere certe cose molto grandi, molto belle, ma contemporaneamente mai e poi mai aspettarsi nulla. Ossia, a me piacerebbe, faccio un esempio perché era un sogno di quando ero bambino, ma che poi è mutato nel corso degli anni, per non dire dei decenni, che brutto. A me piacerebbe tanto diventare, non so, un videoreporter, sai, quelli che fanno i documentari sugli animali in Africa, eccetera, no? Porto avanti nel tempo questo mio sogno, questa mia ambizione, molto tra virgolette, no? Però contemporaneamente mai mi aspetto di diventare un videoreporter, quindi se io non ci arrivo e non divento un videoreporter, non mi cambia assolutamente nulla, cioè non c'è il minimo segno di delusione o di frustrazione. Contemporaneamente, e questo ovviamente ho preso una cosa specifica per farti l'esempio, ossia l'idea, il desiderio di diventare un videoreporter, ma se tu estendi questa formula a 360 gradi a qualsiasi cosa, ossia non aspettarti mai nulla, questo vale anche con i rapporti con le persone, anche tra le coppie, no? Vedrai che ogni piccolo gesto che ti fa la persona, piuttosto che ogni piccola fortuna che ti arriva dalla vita, essendo un qualcosa di inaspettato, è un qualcosa di grande, no? È una sorpresa, è una figata, è bellissimo, no? E perché hai ricevuto questo premio? Questo premio l'hai ricevuto solo ed esclusivamente perché non hai avuto aspettative, perché se tu avessi avuto aspettative, questo premio sarebbe stato la normalità, ok? In quanto tu avevi un'aspettativa. Il premio è andato a combaciarsi con l'aspettativa. No, non sono gesti sessuali, ma è proprio il discorso che combacia, no? Spero sia stato sufficientemente chiaro e anche spero che i miei esempi siano stati coerenti, perché questa è una parte veramente molto molto importante.
come è nato, no? Perché è bello, no? Poi ricordare, no? Scoprire, no? Gli anelli della catena che ti hanno portato fino a questo ragionamento. Quindi come è nata, no? Questo ricordo di questo discorso, di questa riflessione, no? Praticamente io questa sera non mi sono detto inconsciamente o consciamente non cambia. Questa sera mi metterò in relax un'oretta sorseggiandomi una bella tisana calda mentre fuori pioviggina, guardando il parco con i lampioni di notte e leggendo un buon libro, no? No, assolutamente no. Io con la mente vuota in questa situazione mi sono seduto qui nella sedia, sempre automaticamente, me la sono anche regolata bella comoda, mi sono messo sulla tisana, mi sono preso il mio bel libro e ho osservato fuori mentre sentivo la tazza della tisana che mi scaldava la mano, perché insomma è una serata anche un po' freschetta, no? E tutto questo insieme di regalini, di novità, di input, no? Arrivati quando io appunto non avevo aspettative, quindi quando non c'era assolutamente nulla di nulla, hanno creato questa situazione piacevolissima e inaspettata, perché anche il fatto che una cosa è inaspettata è piacere in sé. Beh, mi ricordo in passato con le fidanzate, anche lì quante frustrazioni, perché magari inizi con una morosetta che magari, sai, eravate molto affiatati, lei era una grande ninfomane e tutto quanto, e poi insomma passi a quella successiva, che ti possa servire come esempio anche questa storiella, e mantieni comunque delle aspettative, ossia la proiezione di ciò che avevi vissuto nel passato, no? La continuazione di tutte quelle cose che già ricevevi. Quindi anche questa proiezione è un'aspettativa, no? Proiezione è aspettativa. E però giustamente le altre ragazze erano diverse, potevano avere cose migliori così come cose peggiori, potevano avere delle cose in più così come delle mancanze, quindi sulla base delle mie aspettative io non mi trovavo mai soddisfatto, era una frustrazione continua e dentro di me dicevo però quella faceva così e quella faceva colà e questa no e questa mi dice così e l'altra, hai capito? Mentre con Alessia è stata una gran fortuna, perché a parte che vabbè, Alessia è comunque di per sé una persona veramente indescrivibile, però è arrivata comunque coincidenza in quel periodo in cui ho effettuato questo reset, in quanto ho analizzato un attimo in me stesso questa problematica, perché insomma la nostra vita è costruita da milioni di problematiche da affrontare, da studiare, da scoprire, da risolvere, e siamo partiti così, senza alcuna aspettativa sotto nessun aspetto. Poi per carità, destino vuole che anche Alessia sia una ragazza che mi fa sempre un sacco di sorprese, tante cose belle eccetera eccetera, e quindi parti che non ti aspetti nulla e ricevi milioni di cose, puoi immaginare che boom, hai capito? E così deve essere un po' tutta la vita, no? Come anche il discorso che ti ho fatto del tè e la tisana qui in questo parco. Cioè, se io che vivo in camper, a parte che vabbè sono qua perché ho la fidanzata, ok, ma fossi stato anche single, no? Avessi avuto l'aspettativa di vivere davanti a un mare caraibico, ok, e invece mi ritrovo magari qua in un parco, sarebbe stato brutto, sarebbe stato deludente, e invece deludente non è, e me lo sono dimostrato, cioè, io a me stesso. Oh Italia, straperdonami le riprese perché sono con la GoPro, non so com'è l'inquadratura, non so come sono le luci, non so niente di niente. Scusa se ti passo da queste introspezioni alla tecnologia, ma vabbè, insomma, sai, sono comunque anche i miei giocattoli, il tempo sta andando un po' troppo avanti, io ho chiamato Amazon, hanno verificato, niente, la mia Sony nuova è in Polonia e arriverà, non si sa quando, stimata il 1° giugno, però vabbè, insomma. Il giochetto della catena di prima, perché ho pensato alla Sony? Perché mi è piaciuta questa riflessione, no? E mi è altrettanto piaciuto condividerla con te, condividerla con il resto del branco, no? Del gruppo Homo Sapiens. Però, proprio per il fatto che mi è piaciuta, mi dispiacerebbe vedere
una cosa bella che se ne esce in un video brutto, curato male, pieno di disturbi, con i colori sballati, scuro, con l'audio che si sente male, eccetera. Hai capito? È un po' come fare un bel bouquet di fiori e al posto, non so, del velo da sposa mettergli del filo spinato. Per carità, sempre belli sono i fiori, però insomma col filo spinato arrugginito attorno non sei proprio il massimo, dai. Hai voluto venire in braccio? Amore, sì. Sì, 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 per ringraziarmi che ti ho dato le pappine extra. Sì, 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 sì. Ciao poverina, aveva fame il CP e vedo che sta dimagrendo perché la dose, diciamo, consigliata per il suo peso, cioè, secondo me non è sufficiente, perché adesso si iniziano a vedere un pochino le coste, quindi lei la vedi che ha fame, povera Gioia, vero Gioia mia? Allora, abbiamo dato una porzioncina in più oggi, ma sì dai, in più anche un melino, che a te piace il melino, sì. Ancora, perché no, gli occhiali, perché il CP non è un cane, diciamo, particolarmente coccoloso, no? Però ogni tanto vedi queste cose qua che viene in braccio, sì che devi venire in braccetto te. In braccetto, in braccetto. Cara. Mm. Dai, tu devi sempre leccarmi. Porco cane, sai che non mi piace che mi lecchi. Va bene i coccoloti, ma non leccate. Capito che è il tuo modo di dare i bacini, di prestare attenzioni, eccetera. Però, oh, ma non piace. Come ci mettiamo? Così. E tu vuoi dormire così? Ah? Io stavo leggendo un libro. Come facciamo adesso? Quando le parlo fa così con la lingua, che è un segnale calmante dei cani, no? Cara. Non si può più leggere, insomma, ho capito. Va bene, dai. Allora staremo qua in compagnia io e te. Bello perché quando le parlo, oltre a fare quel gesto lì con la lingua, alza anche gli occhi, fa così, così. Ti mangio la reccia. Vedi, quando gli animali si avvicinano a me, no? Che siano cani, mucche, maiali, cavalli, è indifferente perché ti assicuro che si avvicinano tutti allo stesso modo. E io penso, come cazzo fai a mangiarli? Non lo so, ma sono cose da non razionalizzare, da non giocarle così virtualmente come un pensiero. Sono cose da vivere, da provare, no? Io, ad esempio, in questo momento sto provando questa esperienza che ero dal nulla, così è arrivato questo animale nel corpo di cane e ha voluto, diciamo, solidificare il rapporto che c'è tra di noi con questo abbraccio, diciamo, no? Però questa esperienza io l'ho già vissuta più volte col mio maiale, con la pecora, con delle mucche, alcune mucche che trovavo in montagna. E quindi, vedi, è la sottile differenza tra immaginazione e realtà. Questa è la realtà.